Il presidente Mattarella ha firmato il decreto riaperture e stabilite le regole, tra poco la conferenza stampa di Conte. Al via da lunedì negozi, spiagge e ristoranti si potranno vedere gli amici. Dal 3 giugno spostamenti tra regioni e all'estero. Cala ancora il numero delle vittime, nuovo minimo dopo oltre 2 mesi, monitoraggio fondamentale per la fase 2. L'allarme dei medici della Lombardia, per noi è ancora emergenza, poche protezioni, costretti ad intervenire a mani nude. Zona rossa nel Casertano, blindato il paese di Letino, 13 casi su 600 abitanti, quarantena fino al 20 maggio. Esami di maturità in classe ma in sicurezza, Azzolina, valutazione seria, grazie alle scuole chiuse salvate molte vite. Grandi città verso la ripartenza. A Milano vetrine allestite nelle vie dello shopping. A Roma si punta sulla mobilità sostenibile, orari differenziati per i negozi. Buonasera dal TG1, è attesa a breve la conferenza stampa del Premier Conte per illustrare il provvedimento con le indicazioni specifiche in vista delle riaperture lunedì delle attività. Nel pomeriggio il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto legge con le linee guida per la ripartenza. Il servizio d'apertura è di Paola Cervelli.